I circuiti presenti in Italia oggi sono 11. Partiamo dal Piemonte al Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, l'Umbria, il Sannio, cioè l'unione del Molise e un paio di province della Campania, la stessa Campania, fino ovviamente alla Sardegna, che è il circuito Marte. I circuiti in continente, quindi in Italia, insomma, nello stivale, sono tutti circuiti relativamente giovani, cioè sono società che solo da qualche anno hanno aperto questo tipo di iniziativa sui loro territori, mossi ovviamente dallo stimolo di creare comunità economica sostenibile sui loro territori. Appunto. E questa è la matrice di tutti, devo dire, sono tutti imprenditori che ovviamente con un buon occhio all'impresa e al profitto, ma con un grande interesse allo sviluppo dei territori. Ecco, questo è sempre il leitmotiv di tutti quanti e sono a livelli diversi di implementazione di questa comunità. Allora, tutti stanno crescendo, quindi complessivamente sono circa 3.000-3.500 le imprese già aderenti ai nostri circuiti in Italia, che partendo da zero è comunque un grande tipo di risultato, che ovviamente sono divisi nei vari circuiti e nelle varie regioni, dialogano solo parzialmente tra di loro, ma sono già comunque un numero elevato. Poi è chiaro che abbiamo situazioni che hanno più tempo di sviluppo e quindi hanno maturato qualche centinaio di aderenti in più, qualcuno che invece è all'inizio e sta sviluppando, come capita ad esempio nel Veneto, che sta sviluppando da pochi mesi ma molto velocemente. Si chiama Venetex questo circuito. Per cui c'è grande fermento, grande sviluppo, grande attività, tutti quanti stanno già transando molto, vale a dire che le strette di mano, le transazioni tra i vari soggetti che vanno a comporre i circuiti sono già molto attive, molto presenti, quindi tutti quanti i circuiti hanno dei volumi di scambi di prodotti e servizi decisamente interessanti, e questo è quello che noi andiamo a cercare, cioè il vero funzionamento, cioè le strette di mano vere e proprie degli imprenditori. Nei prossimi mesi ci sono dialoghi per sviluppare altri territori, quindi altri circuiti in altri territori, come in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige. Ora sono ancora in fase di implementazione, quindi comunque non sono ancora ufficialmente circuiti di credito commerciale, ma stanno comunque intraprendendo questa strada, e i circuiti invece che sono già in attività ovviamente hanno come primo obiettivo, come obiettivo principale, come dicevo prima, quello di sviluppare la comunità sul territorio, quindi stiamo organizzando molti incontri, molti dialoghi appunto con le comunità del territorio e le imprese del territorio, proprio per sviluppare questo tipo di iniziativa. Quindi sia in termini di numero di circuiti in Italia che devono partire, stiamo comunque implementandone e crescendo, sia come crescita dei singoli circuiti.